La svolta era arrivata, un altro stop non ha fatto bene per uscire dalla zona pericolosa. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Gerazzi, siamo live dal Giorgio Matranga e Castellammare Accademia Trapani, 27ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Castellammare è decisamente più tranquillo, squadra al quarto posto. Traversone in mezzo, il tap-in che manca e poi l'opportunità per Nolfo. Cross in mezzo, poi c'è il colpo voluto da Calagna. Nolfo spalla la porta, prova a girarsi in mezzo a due, se la cava, supera un terzo avversario, poi il mancino. Pallone in mezzo, deviazione in porta, c'è il gol dell'Accademia Trapani, ha segnato Aldo Perricone, 1-0. Il calcio d'angolo in mezzo con Giorgio e Mistretta pronti ad allontanare, poi il tiro schiacciato fuori da parte di Cagliozzo, batte Gianni Calagna con il mancino, Mistretta, il pallone entra, Gianni Calagna direttamente sul calcio di punizione, 1-1 del Castellammare, c'era arrivato Mistretta ma il pallone si è insaccato comunque, pareggia la squadra di Mione. Dunque tutti in difesa, parte Secum oltre la traversa. Giù Taibi, Agnello calcia da fuori, Frisella, sale lui, il traversone in mezzo, pallone a vuoto di Iannazzo, Danilo Terranova fermato all'ultimo da Perricone, ancora viva Danilo Terranova, in mezzo, non si arriva, Mattia Terranova. Adesso avanza Agnello alla chance, nuovo traversone basso, capita sui piedi di Guaiana, morbido sulla linea il pallone, non c'è il gol, secondo Marino di Acireale. Guaiana calcia col mancino, esterno della rete. Adesso Nolfo, l'altro attaccante, mette in mezzo sempre col mancino, allontana ma non può così, allontana Amato. Qui Danilo Terranova calcia, pallone morbido, tocco con la mano da parte di Giorgio e calcio di punizione per il Castellammare già battuto, si può andare. Allora Calagna, verticalizzazione per Danilo Terranova, risponde Mistretta, attenzione al pallone che rimane in aria, il gol del Castellammare, il gol da parte di Dario Taibi, il secondo consecutivo dopo quello all'Athletic Palermo, alla seconda consecutiva da titolare, 2-1. Camareri, cross in mezzo, sfilano tutti, il tocco di Agnello che prova a calciare anche da terra. Perricone di testa, pallone in mezzo, colpo di testa lieve di Taibi. Camareri, c'è il movimento di Guaiana, invece Camareri va al cross in mezzo, Barracco ripropone dietro, Bie col mancino, respinto il tentativo del subentrato, Secum calcia stavolta lui. Guaiana davanti, Manna lo batte, il gol di Simone Guaiana dell'ex 2-2 dell'Accademia Trapani. Pallone in mezzo di testa per Perricone. Guaiana giù, Nolfo calcia, calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Parte Perricone all'angolino, batte Manna e fa 3-2 per l'Accademia Trapani. E doppietta per il centrale. Angolo Accademia, Secum, secondo palo, Manna con un guanto solo, Barracco. Manna se la chiama, esce addirittura colpendola con il ginocchio, il tiro dalla distanza da parte di Nolfo. Guaiana la tiene fino in fondo, ma è ufficiale, il 3-2 esterno dell'Accademia Trapani in casa del Castellammare, una vittoria preziosissima in chiave salvezza.